Sardegna, una terra da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. Così come diceva Emilio Lussu, il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna, ma già fattisi primi, ha da rilevare qualcosa a se stesso e agli altri di profondamente umano e nuovo. In questa puntata accenderemo i riflettori sulle pietre mute e silenti, che narrano, a distanza di oltre 3000 anni, le tecniche tanto geniali quanto efficaci da aver scritto la storia della Sardegna. Avete capito bene, in questa puntata parleremo dei nuraghi e dei pozzi sacri. Quanti sono i nuraghi presenti in Sardegna? 6.000, 7.000, c'è chi dice 8.000 o addirittura 9.000. L'eccezionale numero di siti archeologici nella nostra isola rende lunghe, dispendiose e difficoltose le operazioni di censimento, verifica e di scadatura. Certo è che le tante testimonianze del Neolitico presenti in Sardegna non si trovano in nessun'altra parte del mondo. I dati Istat estrapolati dalla Sardinia Socio-Economy Observatory parlano chiaro. In Sardegna ci sono 1/5 dei siti archeologici presenti in tutta Italia. E in questo caso i dati dell'Istat si riferiscono solo ai siti musealizzati, ovvero a una minima parte di quelli esistenti. Per capirci, l'Istat ha preso in considerazione solo una cinquantina di siti archeologici presenti in Sardegna. Tra i nuraghi presenti in Sardegna e meglio conservati non si può non menzionare Su Nuraghi di Barumini, che a Napoli nel 1997 è stato definito dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La sagoma inconfondibile del nuraghe Elosa invece domina l'altopiano basaltico di Abbasanta. Si tratta di una delle espressioni più alte dell'architettura nuragica, per il disegno organico, la compattezza dei volumi e la raffinatezza delle tecniche murarie. Abbiamo varcato il cancello, siamo già dentro nel sito archeologico di Losa. La prima cosa che noi dobbiamo osservare sono queste urne ad incinerazione di età romana. Fuori le mura nuragiche, i romani realizzeranno la loro necropoli ad incinerazione, e qui ne abbiamo alcune, ma saranno proprio queste urne ad incinerazione a dare il nome al nuraghe, perché qui sopra andava posizionato un coperchio. In sardo logudarese, Sallosa este sa lapide in camposantu, è la lapide cimiteriale. Quindi il nuraghe o questo luogo perde il suo toponimo arcaico e prende quello successivo latino, nuraghe, che sta vicino alle lose. Noi praticamente cosa facciamo adesso? Siamo passati dalla storia di età romana e una volta che varcheremo questa cinta muraria entreremo nella preistoria sarda. È chiaro che tutto quello che andremo a vedere non nasce in un unico momento, ma nei secoli, tant'è che questo luogo ha visto momenti di grande occupazione e momenti anche di abbandono. Spesso si dice visitato un nuraghe, visitato tutti, niente di tutto questo. Perché? Perché in ogni nuraghe c'è l'impronta di quelle persone che hanno voluto costruire questo monumento. È un nuraghe complesso, trilobato. Una delle caratteristiche principali, diciamo così, del nuraghe Losa qual è? Che è stato costruito su una platea megalittica artificiale. Conserva un'altezza di quasi 13 metri d'altezza, conservando anche il primo piano, e in antico è possibile che avesse anche la terza camera. Quindi che altezza raggiungeva? Raggiungeva intorno ai 18-20 metri d'altezza. Questa è l'altezza massima che si presume per questo nuraghe. Il nuraghe Losa è gestito dalla cooperativa Paleotour. È un progetto iniziato nel 1998. La gestione riguarda tutte le attività riguardanti le informazioni, le visite guidate, l'organizzazione di eventi e attività e laboratori destinati dai più piccoli ai ragazzi. L'orario di apertura del nuraghe Losa è dalle 9 del mattino fino a un'ora prima del tramonto, orario continuato, tutti i giorni dell'anno, 365 giorni ci trovate qui. Questo nuraghe è uno dei primissimi nuraghi scavati alla fine dell'Ottocento. Diciamo che ha visto poi i primi decenni del Novecento
ad opera del Taramelli, riportarlo completamente alla luce. Quello che noi oggi vediamo praticamente è quello che hanno fatto loro i primi decenni del secolo scorso. La datazione che si dà attraverso la ceramica, siamo intorno al 1400 a.C. Poi sappiamo benissimo che arrivato a un certo punto la civiltà nuragica crollerà intorno al 1200 a.C., così affermano gli studiosi. C'è stato proprio il crollo, è possibile che il nuraghe sia stato abbandonato diciamo intorno al 1200. Non abbiamo ancora datazione certa. Dal 1200 in poi, se c'è stato questo abbandono, il tempo dei nuraghi è finito, diciamo così, verrà il tempo dei pozzi sacri. La Sardegna conta circa 50 pozzi sacri e si tratta probabilmente delle più complesse architetture dell'antica area occidentale del Mediterraneo. Furono costruiti principalmente verso la fine dell'età del bronzo. Il pozzo nuragico di Santa Cristina è un gioiello della preistoria, un monumento complesso e astronomicamente orientato. Siamo nel parco archeologico di Santa Cristina di Paulilattio, un contesto di 14 ettari, ospita 3 zone distinte dal punto di vista storico, un nuraghe monotorre col suo villaggio attiguo. Siamo nel 1600 che è l'inizio della frequentazione. Oltre a questa parte un punto intermedio riguarda il villaggio cristiano del 1200 d.C. e poi arriviamo alla zona più importante dell'insediamento, che ospita uno dei templi a pozzo più grandi dell'isola di Sardegna. Un monumento che possiamo definire unico nel suo genere, unico al mondo, di grande importanza perché ha una forte interazione col Sole e con la Luna. Durante gli equinuzi il Sole va ad illuminare la parte interna del pozzo, e un altro particolare importante è quello della Luna, il ciclo di 18,6 anni che vede quest'altro astro come protagonista. È un qualcosa che non riguarda solo questo contesto, ma riguarda anche altre strutture, tipo le piramidi egiziane, il famoso Stonehenge e così via discorrendo. Il parco è aperto tutto l'anno, 365 giorni, compresi i festivi. Potete trovare le visite guidate ogni ora a partire dalle 8:30, 9:30, 10:30 fino all'ultima delle 19:30. Vi aspettiamo. L'archeologo Giovanni Lilliu nel suo libro Sardegna nuragica, per rendere piena coscienza di cosa rappresentano i nuraghi nella nostra isola, parla di quei volumi fisici e rotondi, elemento assolutamente caratteristico di una terra e di una civiltà straordinarie, dall'apparenza mitica, che vengono visti come una sorta di simbolo e di bandiera di un popolo. Noi ci lasciamo così, l'appuntamento è con la prossima puntata di Sardegna da Mare e ricordatevi, chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live.